aperto completamente. Guarda che è un po' più vasta, dovremo andare casa per casa a chiedere alle persone se sanno che cos'è il controllo del vicinato. È un via vai continuo davanti al gazebo del progetto di controllo di vicinato per Montebelluna e Emiliano Guerra, uno dei referenti, non si risparmia nel raccontare ai cittadini cosa ci sia dietro a questo simbolo che parla a tutti di sicurezza. Da oggi ufficialmente anche questa città della Marca ha la sua rete, portando a 37 i comuni con il controllo di vicinato e il risultato è che metà della Marca è di fatto sorvegliata dai cittadini. Sono quasi 500 i montebellunesi che hanno aderito all'iniziativa partita nel 2017, dopo aver visto i buoni risultati di Povegliano, il comune che per primo ha introdotto questo progetto coinvolgendo direttamente i cittadini. Finalmente parte questa avventura, ma dobbiamo chiarire subito una cosa: non ha a che fare con la vicenda delle ronde. Il controllo di vicinato è un progetto che risponde a un'esigenza diversa, quella di ricucire i rapporti fra le persone e le famiglie all'interno della comunità, garantendo quel controllo sociale che può essere utile sì per segnalare la presenza di persone sospette, ma anche per rilevare il fatto che nel territorio vi sono casi di danni ambientali o problematiche di natura diversa. Sicurezza per i cittadini garantita dai cittadini con le nuove tecnologie che garantiscono la riservatezza delle informazioni e quindi anche la tutela dei segnalatori. Senta, che differenza c'è fra il vostro gruppo chiuso e la pagina ad esempio di Facebook che ad esempio c'è qui? Perché allora nella pagina di Facebook noi mettiamo una foto, mettiamo un'informazione e perdiamo il controllo di quell'informazione, non sappiamo poi chi la leggerà, mentre nel gruppo chiuso l'informazione rimane all'interno del gruppo perché se oggi io segnalo una targa mi può servire magari tra una settimana perché i carabinieri magari stanno proprio cercando quella macchina. Senta, ma questa è un'iniziativa più sociale o più di sicurezza? Entrambe le cose. Più si lavora sul sociale e migliore è la sicurezza all'interno della comunità. Una volta tanto copiare fa bene, avete copiato Povegliano. I giapponesi hanno insegnato al mondo che quando si copia con intelligenza di solito si raggiungono grandi risultati.